Beh ragazzi, buongiorno a tutti quanti, io e Ruggero, ogni giorno, da tradizione. ogni volta tradizione, sì. Prima di fare dislivelli impegnativi beviamo le birre, cioè è d'obbligo. Quindi niente, cominciamo, via. Ci via. A noi. Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi Parco Dolomiti Bellunesi, siamo in Val Canzoi, abbiamo lasciato l'auto poco sotto il lago della Stua e l'obiettivo sarà quello di raggiungere la casera Campo Torondo passando per i Piani Eterni. Oggi sono in compagnia di Matteo, Alberto e Ruggero. La giornata è top, buona visione. I don't mind being right, even when we got in wrong. I kinda like making it up as we go. Noi la sera non guardiamo la televisione, guardiamo Matteo Peroni, Sara Lazzari e i loro amici. Veramente bravissimi. Grazie. And ever since the second grade when you first caught my eye, I knew you were different in all the ways I like. I won't hide that I'm right, even when we got it wrong. But why you keep playing? We're not the same man. This sort of little light, the common ground is shaking in your eye. If you could believe me, let's jump in the deep end. We'll jump in the deep end, yeah. I said, hey, we don't need to leave all of the differences aside. You and I feel right. I said, man. Questa è Malga Herrera, giusto? Questa è Marga Herrera, quella è Marga Brindolli in fondo, con quell'edificio un po' longilineo dove mettono le mucche, no? Qua è tutto pascolo, bellissimo, zona carsica. Ma mangiamo una roba qua? Ovvio. Cominciamo a tagliare le cose per bene, a riempire la pancia. Adesso scompartimento sinistro, la sera scompartimento destro. Bene, pranzo lo facciamo all'altra casera che ha anche un bivacchino, così stiamo un attimo al caldo, visto che tira un po' di vento. Come le mucche. Stiamo al caldo come le mucche. You're right. I'm nothing like you, and you're nothing like me. Opposite sides, and that's what makes it right. Ecco, lì ho fatto olio cuore e ho fatto aceto balsamico scaduto. Oh, che bello. Oh, guarda che bella casetta. Tanti sorrisi e tante soppresse. Niente, a noi sta vivaccata. Olè! Ale. Sì. Why you keep playing? We're not the same man. This sort of little light, the common ground is shaking in your eyes. Bene, dopo aver pranzato e aver già stencato 2 bottiglie di vino, una di prosecco e una di rosso, ci facciamo l'ultima oretta che ci manca per arrivare al bivacco Campo Torondo. A dopo. I said, hey, we don't need to leave all of the differences aside. You and I feel right. I said, maybe we don't need to leave all of the differences aside. 'Cause that's what makes it right. I'm nothing like you, and you're nothing like me. We don't agree, and that's what makes it right. I'm nothing like you, and you're nothing like me. Opposite sides, and that's what makes it right. In campo rotondo, anzi, campo torondo. No, forse quello là. Apra. Ma comunque già nell'entrare fa un caldino top. Oh, guarda che vista sul piede, fantastica cazzo. Zona cibo top, vediamo com'è su. Vediamo, sì. Sembra la luce. Che bozzo. Quindi, provato? Direi di sì, stasera facciamo l'amore. L'amore comincia tu. Abbiamo scoperto che c'è anche la cucina, tra l'altro. Ma questa è la vostra? Siamo una fortuna. No, era là. Stufetta.
Cosa prevede il menù di stasera quindi? Prepareremo dei bivoli in salsa alla veneziana. Ricetta ebraica del ghetto, quindi roba seria. Un po' di vin brûlé per scaldarci, versato sopra le cipolle in modo che vada. Che c'ha il gusto. Abbiamo C'ha il gusto, sì. Con fiale di cannella, dei chiodi di garofano, sì. Questa è di mia sorella, quindi non è colpa mia, però vabbè, è la prima che ho trovato dei Minions, mi vergogno, però vabbè. E questa è la storica verde. Mamma mia. Tanta roba, friulana. Cos'è? Boh, è una grappa alle erbe. Non so che erbe ci mettono. Ah, ma quindi non hai portato solo il limoncello? No, cioè qua. È il mastro delle grappe. Il mastro delle grappe, cazzo. Cioè, guarda che robetta, te capito? La Sardea, cioè, poi ha tanta roba, insomma. Ale. Al terzo. Il terzo? È solo il terzo? No, il terzo, no, sarà il quinto, cazzo. Questo è il colore del piacere. Quarta bottiglia. Olè. Questo è un cabernet friulano. Che sbozzo. Come scusi? Che sbozzo, me. O che sbiro. O che sbozzo. Mamma mia. A favore di Camerano. Gevol, Sculier e Piron. Penso sia cucchiaio e forchetta. Bravissimo. Ok. Che Piron deriva dal turco Pirok. Praticamente c'è la principessa del Doge che va in Turchia, si innamora di un turco e vede tutti questi utensili pazzeschi, no? Con ste ponte. E lo porta in Europa, cioè a Venezia, che era il centro del mondo. E lo chiama Piron perché in Turchia c'era Pirok. Hai capito? Prima l'ospite, poi. Prima l'ospite. Prima il foresto che diventerà Veneto dopo questa bigolata. Buono. Grazie. Buon appetito. Buon appetito. Diciamo che è venuto molto buono. Buono. Perché sembra tipo una cosa unica, no? Cioè non distingui lo spaghetto dalla salsa, perché è tutto uno. Tutta una salsa. Secondo round. Senza sale, ragazzi, mi piace. Va bene. Fatta la selvaggia. Abbiamo già nello stomaco quello delle acciughe, va bene. Dani, hai un po' di concorrenza qua, Ocio. Possiamo collaborare, possiamo metterti dei dai. Visto che i primi hamburger erano troppo light, questi li mettiamo sull'asiago. Mamma mia. La faccia soddisfacente, raga. Mamma mia. Tanta roba. Cioè stai costruendo delle mura medievali. Dai, l'ultimo cin di vini. L'ultimo cin di vini. L'altro giorno mi è capitato un meme di uno che si è fatto scrivere come epitaffio nella tomba. Dante ha scritto versi di vini, io ho bevuto vini diversi. Allora Alberto, è 6 mesi che aspettavo questo momento, forse anche Da di più. marzo, cioè. È da marzo, quindi si no, decisamente di più. Stricolatta. Voi dovete sapere che Questi bei Alberto bicelli. fa un limoncello A lei, che è la signore. fine del mondo. L'avevamo assaggiato alle Buse dell'Oro ed era una roba devastante, solo che ne aveva portato troppo poco. A sto giro ha preso sulla borraccia da litro. Quindi dagli errori ha imparato. Bisogna. Esattamente. E senza Dobbiamo fare le dosi limoncello. giuste ora, qua mal compeo. Sì, ragazzi. Al Re Alberto. Al Real Al Re Alberto. Parlando di unità d'Italia. Viva il catinaccio. È denso, è corposo. Sì, mi fa scorrere le vene meglio. Questo qua ha un anno di stagionatura. È la flebo di Bacco questa cosa. Cioè proprio. Ruggero, cosa stai facendo? Asiago limoncello. Magari è una nuova. Mamma mia, ragazzi. Dai, non lo so, non lo so. Siamo a livelli atomici qua, Ragazzi, stasera tisanina e GoPro fuori. Metti te? No, metti la testa. Metto io, dai, metto io. E ci vediamo domani mattina. A domani.
dal bivacco Campo Torondo. Stamattina qui ragazzi mi sarei dovuto alzare per fare una cima qua vicino, si chiama Monte Mondo, ma non ho sentito la sveglia, quindi loro giustamente sono andati. Adesso gli vado incontro e la cima con calma me la faccio anch'io. È che quando si dorme così bene è difficile alzarsi quando stai lì tutto bello caldo nel letto. Vabbè, rimediamo. Com'è andata? Buongiornissimo, molto bene, molto bene. Bene, ci diamo il cambio. Com'è andata? Freddolino. Freddolino, me l'ha detto. Grande, grazie. Grande. Devo ringraziare pubblicamente Matteo che è ritornato su per accompagnare me. Tanta roba, tanta roba. Ma Matteo è il mare quello là in fondo. Questo specchio qua, sì. C'è il mare. Che roba. È stupendo. C'è la parte di Caorle. Sì, sì, sì. Colazione, Sì, dai che ho un certo languorino, cazzo. Non è bastato quello di ieri. Un bel figo in salsa, dai, anche adesso. Tornati a casina. Dai, ci corichiamo. No, E basta. ripartiamo. Basta. Ci corichiamo, non ci alziamo più. Stavo aspettando quella stufa bella calda. Esatto, top. E il teino pronto. Colazione alla tedesca. Tra l'altro soluzione per non portare giù niente. Preso tutto, passato per terra, si può andare. Via. Bene, abbiamo raggiunto il lago della Stua, questo vuol dire che siamo quasi arrivati alla macchina. Spero che questi 2 giorni in compagnia di Ruggero, Matteo e Alberto vi siano piaciuti. Noi ci vediamo lunedì prossimo per l'ultimo video del 2023, sempre qui sul canale 8:30. Buona serata!